Dopo i fasti dei campionati nazionali disputati qualche stagione fa, il Volley Fratte ha ripreso la propria cavalcata con l'intento di ritornare in Serie B. E per farlo è ripartito guardando in casa, ovvero richiamando all'ovile Alessandro Zorzi, tecnico nativo di Santa Giustina in Colle. Perché è vicino a casa, perché mi hanno offerto un posto stimolante. È il primo anno che faccio femminile, dopo tanto tempo che faccio maschile. Categorie nazionali prima maschili, adesso vengo qua a regionale, il mio paese, e cerco di dare una mano per eventualmente fare i play-off. I play-off vanno le seconde e le terze e quindi abbiamo progetti ambiziosi in questa società. Un'altra atleta confermatissima è il capitano Marcato, che sintetizza così l'obiettivo stagionale. Quest'anno l'obiettivo è arrivare in posizione bella in classifica, non si dice mai primo posto, secondo perché per scaramanzia, però puntiamo sempre al vertice della classifica. È un'ottima squadra, abbiamo avuto dei nuovi ingressi, un libro, delle bande e anche le giovani ci danno una mano. Ma andiamo a conoscere come è organizzata la società dal punto di vista dirigenziale. È una società molto seria, molto presente, basta pensare anche che durante gli allenamenti della settimana, i 4 che facciamo, sono presenti o il presidente o gli accompagnatori, i dirigenti, c'è sempre qualcuno che ci sostiene e che ci viene a dare una mano, e questo è molto positivo perché sentiamo che la società ci è vicini in qualunque momento, sia in momenti belli sia nei momenti brutti, quando abbiamo fatto qualche passo falso. Un'altra bella caratteristica è l'attaccamento che dimostrano le atlete del giovanile alla loro Serie C. Sì, abbiamo un sacco di persone che ci seguono ed è bellissimo perché vengono tante bambine e quindi è una bella soddisfazione e magari loro vengono qui per prendere esempio, speriamo di dare un buon esempio. Ma chi sono gli artefici del sodalizio Volley Fratte? Andiamo a scoprirlo con il tecnico Zorzi. Sono inossidabili sia i dirigenti storici tipo Emanuele Rizzo, da sempre presidente, sia Mario Scapolo che rimane qua da sempre, Giorgio Fantinato che ha sempre contribuito in questa società, Franco Cherubin che adesso non c'è però fa da sempre le veci in questa società, l'ha avuto come collaboratore all'inizio nel maschile, e sono cambiate le persone, quindi le atlete. E tante atlete vanno, alcune restano, però io mi trovo come in una vecchia famiglia qua. Un dirigente arrivato 9 stagioni or sono al Fratte è Mauro Moretti, che descrive così il nuovo ciclo iniziato 2 anni fa. Questa Serie C, noi abbiamo vinto il campionato di Serie D 2 stagioni fa. L'anno scorso abbiamo inserito qualche elemento d'esperienza in un tessuto di ragazze che vengono su dal settore giovanile nostro, che è importante, molto ampio. È una fondamenta molto larga e questo è importante per costruirci sopra, e abbiamo fatto un buon campionato perché abbiamo sempre lottato nella metà alta della classifica, abbiamo fatto il 7° posto, per il momento stiamo facendo bene e l'obiettivo è quello di salvarci, migliorare comunque la posizione dell'anno scorso. Il Volley Fratte collabora a braccetto con l'Astra Volley, anch'essa seconda in classifica in C maschile. Collaborazione da anni, 4-5 anni, collaborazione con Astra Volley per quanto riguarda il settore maschile, Volley Fratte invece fa quasi esclusivamente il settore femminile. I numeri sono molto alti, circa 300 atleti, prevalentemente femmine, però ecco, numeri rilevanti. E il settore Serie C per quanto riguarda entrambi, sia maschi che femmine, e settore giovanile in modo particolare, anche perché questa è un po' la connotazione della società fin da quando è nata. La collaborazione dunque è in stato più che avanzato e sia il Fratte che l'Astra continueranno in questa direzione. Certo, il lavoro è grandissimo, c'è molto da lavorare, c'è molto da impegnarsi, però ecco, crediamo che alla fine si parla tanto di generazioni nuove, noi crediamo che attraverso lo sport si possano creare generazioni importanti nuove.